un premio che vincerà, dalla Regione, l'anno prossimo ci sarà il patrocinio del Presidente della Repubblica sicuramente. Con una magnifica premiazione. Grazie alla Regione Veneto, alla Fondazione Veneto Film Commission, alla Città Metropolitana di Venezia, partner l'Ente Nazionale Italiano del Turismo per gli amici Enit, e poi ovviamente un ringraziamento e un saluto all'Unione Nazionale delle Proloco Italia. Piena di amore, non di odio. Grazie ragazzi, grazie. Vetro e oro. Il vetro è l'oro di questa città e della sua tradizione. Eccolo lì, il premio in mano al Presidente della giuria, Fabio Testi. Vince il premio Cinema Veneto Leone di Vetro 2024 come miglior sceneggiatura Gianluca Danieli per il mediometraggio Vite parallele di Arman Zadra. Consegna Fabio Testi. Premio a Fabio Testi. Avanti, mettetevi nella lista per le foto. Dare il territorio, la nostra storia, trovare anche delle location ideali per girare. Grazie. Grazie. Leone di Vetro. Diciamo che accoglie e promuove. E quindi diventa fondamentale anche per la promozione del territorio, assolutamente. Perché a questo punto il mondo intero vede il Veneto, diciamo, raffigurato. 2024 come miglior film di animazione per il film Leo da Vinci 2 va al gruppo Alcuni. Invito a ritirare il premio Umberto Barisio e Irene Minute. Irene Minute, eccoli qua. Allora, si chiamano Alcuni, ma in realtà sono molti, siete più di 100. Allora, il gruppo Alcuni, il leader europeo nell'arte dell'animazione per bambini e ragazzi. Immagino che farete ricerca di alcuni premi. Bene.
se non sbaglio, la commissione che lei presiede si occupa di istruzione, turismo, cultura, sport. Vince il premio Cinema Veneto Leone di Vetro 2024 come miglior commedia Max Nardari, che invito a salire sul palco. Buonasera a tutti. No, Marina, che regalo. Guarda, ci siamo divertiti molto a fare questo film che sembra veramente... Riusciate a vedere il film o in sala? Direi è meglio che lo vedano. Prima tu facevi riferimento alla bellezza del vostro attore. Insomma, facciamo la figura, però la figura la fai da sola. Sì, questo è secondario. Ma quindi scusa, il cinema, le relazioni internazionali. E Veneto è un palcoscenico straordinario per molti film. Il premio Cinema Veneto Leone di Vetro 2024 come miglior film I cacciatori del cielo. Tutti contenti. Allora, Luciano Scarpa che dice di venire da Caserta. Hanno dovuto poi fare la guerra, ma in realtà la loro passione era il volo. Posso dirti una cosa brevemente perché siamo in ritardo? Cacciatore del cielo. Oh, bravissimo. L'Europa nel Veneto sono 515 paesi. Sì, hai visto? Che fortuna. Ma vabbè. E come miglior regia viene premiato Francesco Patierno. È cambiata ultimamente, cambierà anche la politica della Commission. Avete altre idee? Tanto è un piacere farsi presentare da Fabrizio Roversi, che è un grande attore, conduttore, protagonista, è ironico, ma no, quindi grazie a Jacopo Chessa, il direttore, ha fatto un lavoro straordinario, il consiglio di amministrazione. Io sono rimasto presidente, cambiato l'anno scorso. Vince il premio Cinema Veneto Leone di Vetro 2024 come migliore serie televisiva Schnee e ritira il premio alla direttrice di produzione di Primary Pictures Gabriela Bacher, che invitiamo a salire. Laura, hanno annunciato perfettamente il titolo in tedesco, spero. È importante, hanno trovato un contesto perfetto. Ci siamo e che ha fatto un ultimo film che si intitola 72 ore proprio in Veneto. Dov'è? Prego, ti accomodi. Lei avrà il piacere di consegnare al premiato che lei conosce. È davvero un premio speciale perché cerca di riassumere in sé la storia del suo protagonista e spesso una storia ancora in evoluzione, come quando in questo caso chi riceverà questo premio è ancora molto giovane. Si tratta infatti di un autore, un personaggio molto amato dal pubblico che la Rai ha celebrato proprio recentemente con uno speciale dedicato ai suoi 40 anni di carriera. Ma qui mi fermo per non rovinare la sorpresa. Sebastiano Somma. L'avevano capito, Sebastiano Somma, premio alla carriera. Sebastiano Somma ha tutto quello che non ho mai avuto, la bellezza, il bel tenebroso, e allora è esploso con un successo planetario. Anche di cercare di, come dicevi tu Patrizio, di valorizzare le bellezze del territorio. E io sono uno di quegli attori che quando vado su un territorio cerca molto il dialogo. Allora, insomma, e poi prego Andrea di darsi un altro po' più di luce, bravissima Laura a ricordarlo. Ecco, dove è finito? Prego. Questi, l'ultima foto per loro. E poi se i premiati si appalcano, per cortesia saliti sul palco. Sì, però quello che è importante non è un'emozione stasera, è un'emozione perché Scusate, parla Mauro, l'abbiamo evocato tutta la sera. eccoci. Abbiamo avuto già l'occasione di averlo anche allo spettacolo, spero di averlo ancora
Ecco, perché con i tuoi film contribuisci anche a far crescere il nostro paese. Sempre più la possibilità di dare l'opportunità a registi, produttori, attori a venire a girare nel territorio veneto, perché il territorio veneto è già un scenario meraviglioso. E poi c'è la Veneto Film Commission, con il presidente Luigi Bacciani, il presidente di giuria, che con la sua esperienza ci dà sempre dei consigli saggi. Adesso lascio la fotografia perché non ti sto più. Andrea, Ecco. Andrea, dov'è il bottone per scrivere? Pronto? Sono contento che Sebastiano sia stato qua perché ha contribuito a far crescere il Leone di Vetro. Ci aspettiamo da tutti e da tutti gli italiani un sostegno a questa produzione. Grazie Mauro. Tutto quello che riguarda il cinema, adesso le nuove produzioni, un contributo in più per il territorio. Spero che il prossimo Leone sia tuo. Però ho girato nel territorio veneto, se no il presidente Bacciani mi licenzia e Jacopo mi scancella. Mauro, se hai la bocca aperta che va, ti viene male la foto. Vabbè, basta. Basta. Allora, signore e signori, mentre l'alba naturalmente sta salendo qui sulla brughiera di Mestre,